Le criticità del distretto giudiziario di Catanzaro al vaglio del CSM, valutata positivamente dai vertici giudiziari la presenza in città. Occhiuto e Oliverio dialogano, presentato in commissione consiliare lo studio di fattibilità del nuovo ospedale, ipotesi Vagliolise, si deciderà il 21. Prima uscita pubblica del commissario che guiderà il comune di Lamezia Terme dopo il decreto di scioglimento. Farò il mio lavoro in attesa della decisione che maturerà in seguito al ricorso presentato dagli ex amministratori. Un sasso lanciato dalla villa comunale colpisce un'auto in sosta a Palmi. Nessun ferito, ma l'episodio desta preoccupazione in città. Inaugurato a Colonia l'auditorium intitolato al giovane Angelo Frammartino, ucciso a Gerusalemme. I genitori del ragazzo, la morte di nostro figlio non è stata inutile. Nel campionato di Serie C, attenzione puntata sul derby del Lorenzo tra Rende e Cosenza. Il Catanzaro ospita il Fondi mentre la Regina è in trasferta contro l'Acragas. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in primo piano la visita da 2 giorni della delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura a Catanzaro, il CSM, criticità del distretto giudiziario, emergenze, quale il trasferimento chiesto dai magistrati in servizio a Vibo al centro di questo incontro. Una presenza valutata positivamente dai vertici giudiziari del capoluogo, ma sentiamo Isabella Roccamo. Da Palazzo dei Marescialli alla Corte d'Appello di Catanzaro, per la prima volta in Calabria la riunione del Consiglio Superiore della Magistratura per 2 giorni di studi e approfondimento sul sistema giustizia. Al congresso presenti rappresentanti delle istituzioni calabresi, le forze dell'ordine, i magistrati. L'arrivo della delegazione del CSM rappresenta un segnale di grande attenzione verso il territorio calabrese. Sono state evidenziate le criticità che ancora interessano il distretto, ma anche le positività. La giustizia calabrese è da sempre impegnata in prima linea a difesa dei diritti dei cittadini. Spesso ha lavorato in situazioni difficili, con carenze d'organico e con situazioni ambientali complesse. C'è sempre stata grande attenzione da parte del centro. Questa volta questo Consiglio Superiore della Magistratura vuole rendersi conto direttamente di quelle che sono le esigenze degli uffici giudiziari e si sposta in periferia. Ma come sta cambiando oggi la giustizia? La Calabria si caratterizza, ahimè, per un aumento esponenziale di domande di giustizia da parte dei cittadini, diritti negati, diritti violati, la incapacità della struttura delle altre istituzioni di mediare il conflitto sociale fa sì che il cittadino si rivolge al giudice chiedendo una tutela. Il Consiglio Superiore della Magistratura in questi mesi e soprattutto in questi ultimi anni ha dato segnali molto forti, mostrando una grande sensibilità, è stato sottolineato, verso il territorio, caratterizzato dalla cronica carenza di personale sia come magistrati che come personale amministrativo. Finalmente un cambio di passo che stiamo chiedendo da più tempo. Ci aspettiamo che finalmente si prenda atto che soprattutto agli organi politici, quindi dal Ministero e dal prossimo Parlamento, una maggiore attenzione ai temi della giustizia. La giustizia non può essere un costo, non deve essere vista come un costo. La giustizia è un servizio al cittadino. Evidenziato inoltre il lavoro dei giovani magistrati nel distretto di Catanzaro. Riescono a gestire processi complessissimi di criminalità non solo locale, ma nazionale e internazionale in maniera ineccepibile, con risposta di efficienza considerevole. Certo, siamo sempre in situazioni di emergenza. Intanto è Lanfranco Vetrone, il nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro. La cerimonia di insediamento al Palazzo di Giustizia, il magistrato ha detto: sono abituato alle sfide. Un lungo applauso ha suggellato l'ingresso, l'insediamento ufficiale del nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro, Lanfranco Vetrone, 65 anni, arriva dalla Basilicata, un uomo abituato alle sfide, ha detto nel corso della cerimonia, a cui hanno preso parte i vertici giudiziari del capoluogo, sottolineato nel corso dell'intervento del procuratore generale facente funzione il rafforzamento del Palazzo di Giustizia. Ti invidio un po' perché hai la fortuna di entrare in un tribunale per la prima volta con un aumento di organico, con 12 magistrati in più, quindi è un evento che raramente accade a noi magistrati, normalmente subiamo al contrario depauperamento degli uffici giudiziari. È toccato al procuratore capo del Tribunale Nicola Gratteri evidenziare la gravosità del compito che attende il nuovo presidente. Abbiamo fatto dei processi importanti, con serenità e col distacco necessario, importante tra pubblico, io allora ero pubblico ministero, lui era presidente di sezione, quindi io lo conosco come una persona equilibrata, come una persona che sicuramente farà bene a Catanzaro.
e sarà faticoso, perché ora ti trovi con un tribunale cresciuto. Vetrone arriva dall'esperienza maturata a Potenza. Catanzaro è un ufficio giudiziario di maggiori dimensioni, però di pari rango rispetto a Potenza, essendo entrambi tribunali distrettuali. Più siamo e più possiamo dare impulso a un'attività giurisdizionale che è importante, cioè la giurisdizione è uno dei gangli fondamentali dello Stato ed è necessario che funzioni bene, sicuramente. Torniamo ad occuparci adesso del nuovo ospedale di Cosenza. Occhiuto e Oliverio dialogano, presentato lo studio di fattibilità e resta viva l'ipotesi Vagliolise. Si deciderà il 21 dicembre prossimo. Anna Franchino, sentiamo. Altro passo in avanti per il nuovo ospedale di Cosenza? A giudicare da ciò che filtra all'indomani della riunione dell'apposita commissione comunale alla quale hanno partecipato sia il sindaco Occhiuto che il governatore Mario Oliverio, pare si sia aperto uno spiraglio per la costruzione del nuovo nosocomio a Vagliolise. Nel corso della seduta, che si è aperta con la presentazione dello studio di fattibilità, sono stati proiettati alcuni video relativi alla costruzione, ai costi e alla sostenibilità dell'opera. Poi la discussione, a dire il vero, si è tenuta in un clima di serenità e di reciproco rispetto istituzionale. A giudicare dallo scambio di battute, raccontano i consiglieri presenti, sembrano lontani i giorni delle frizioni. Se questo è il clima, tutto lascia presupporre che si possa giungere ad una soluzione in tempi brevi, magari entro quel 31 dicembre, data indicata da Oliverio per chiudere la partita. Il pallino adesso è nelle mani del sindaco di Cosenza, che dovrà decidere se dire un sì convinto all'ipotesi Vagliolise. Il prossimo appuntamento utile e forse definitivo è in scaletta il 21 dicembre. Prima uscita pubblica del commissario che guiderà il comune di Lamezia Terme dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale. Farò del mio meglio, dice, in attesa della decisione sul ricorso presentato dagli ex amministratori. Vediamo. Da 6 giorni la commissione straordinaria inviata dal Ministero dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia si è insediata a Palazzo Perugini. La triade commissariale al lavoro. I primi atti hanno riguardato cambi all'interno della struttura dirigenziale. Prima uscita pubblica per il prefetto Francesco Alecci, membro insieme al viceprefetto Maria Grazia Colosimo e alla dirigente Desiree Dovidio della commissione. Sono stato accolto in maniera molto garbata e molto positiva e questo naturalmente agevola il lavoro che io devo fare. Sono qui in maniera non transeunte o passeggera, sono venuto qui lunedì mattina, come sono stato qui sempre e sarò qui sempre per tutto il periodo che la realtà amministrativa e giuridica deciderà. Dico questo perché ho saputo di possibili ricorsi, noi stiamo lavorando, se poi dovremo togliere il disturbo ce ne andremo. Dobbiamo amministrare, ha aggiunto il prefetto Alecci, conoscere i problemi e affrontarli al meglio per conseguire risultati positivi. Obiettivo, lavorare, ha detto, nell'interesse dei cittadini. Io so che ci sono 70.000 abitanti che devono essere amministrati al meglio, so che c'è un territorio comunale tra i più vasti, so che ci sono aspettative notevoli, so che devo dare una indicazione alla magistratura inquirente e alle forze dell'ordine che questo comune assolutamente rispetta la legalità e rispetta le norme di legge. E quindi in questo senso io e i 2 componenti della commissione che mi accompagnano cercheremo di fare il meglio, nell'interesse dei cittadini. Andiamo a Calonia adesso per l'inaugurazione dell'auditorium intitolato ad Angelo Frammartino, volontario ucciso a Gerusalemme. Erano presenti anche i genitori, vediamo. Era un giovane che guardava avanti, pensava al futuro, ad un futuro roseo, di collaborazione, di felicità, di pace. La gioia di Angelo Frammartino venne improvvisamente interrotta a Gerusalemme 10 anni fa. Era primavera, una bella primavera. Il giovane, originario di Calonia ma da anni residente a Monterotondo, un paese vicino Roma, guardava sempre alla Terra Santa, immaginava sempre di portare un sorriso ai bambini. E quel giorno, il giorno in cui a causa di un folle è stato assassinato, lui aveva portato ancora una volta il suo sorriso. Oggi Calonia lo ha ricordato, inaugurando l'auditorium comunale che diventa una casa sociale, una casa della gioventù e ovviamente intitolandolo proprio alla memoria di questo grande ragazzo. La giornata si è aperta con l'inaugurazione di una lapide benedetta da Monsignor Oliva, vescovo della diocesi di Locri Gerace, poi l'inaugurazione
persone dell'auditorium, che ha vissuto un momento particolare, la prova bellissima del coro Shalom di Roccella Ionica, tanti altri interventi e l'emozione che noi raccontiamo attraverso le parole dei genitori di Angelo Frammartino. Ascoltiamoli. Tante emozioni, ma la speranza che il sacrificio di Angelo possa creare un clima di serenità sia nel paese sia in tutta la zona. È una giornata bella che ricordiamo Angelo così, come cerchiamo, come diceva pure mio marito, di continuare ad andare avanti con le belle cose che voleva lui. Andiamo a Palmi adesso, dove un sasso lanciato dalla villa comunale ha colpito un'auto in sosta. Nessun ferito fortunatamente, ma hai allarme in città. A Palmi, in pieno centro storico, un forte boato ha allarmato i passanti e i residenti della zona adiacente alla villa comunale. Dalla balconata della villa Giuseppe Mazzini, infatti, secondo quanto ricostruito, è stata lanciata nella sottostante via Roselli una pietra di grosse dimensioni del peso di oltre 15 kg che è andata a schiantarsi sul parabrezza di un'automobile parcheggiata, distruggendo il cruscotto, la plancia e il sedile lato guida. Per fortuna in quel momento, nonostante fossero le 11:30, sul marciapiede non passava nessuno e l'automobile era vuota. La pietra, un masso di quelli che delimitano le aiuole presenti all'interno dell'area verde della villa comunale, elemento che andrebbe ad escludere che il tutto potesse essere stato causato dal distacco di parte del muro della struttura che sovrasta la via Roselli, avrebbe potuto causare danni anche alle persone, visto che all'impatto con il suolo si è frantumata ed uno dei pezzi è andato a finire in mezzo alla carreggiata proprio nel momento in cui passava una macchina con a bordo 2 persone. Un gesto che poche settimane fa in altre località d'Italia ha finito per causare una vittima e che pertanto non può certo passare per una bravata di soli ragazzi. Altri fatti, altre storie nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Precipita con l'auto in un burrone profondo 300 metri e resta illeso. È accaduto ad Arena del Vibonese, protagonista un insegnante di 28 anni che per cause in corso d'accertamento ha perso il controllo della sua Fiat Panda precipitando nel burrone. La vettura si è poi bloccata in una boscaglia. Per estrarre l'uomo dalla vettura i carabinieri si sono dovuti fare largo fra rovi e spine, scoprendo che il giovane se l'era cavata solo con qualche scoriazione. Un anziano è stato aggredito in strada e poi derubato nel centro di Lamezia Terme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze. Secondo una prima ricostruzione, una persona al momento ancora ignota si è impossessata del portafoglio della vittima. L'anziano sta bene e non ha riportato particolari traumi. I carabinieri indagano per risalire all'autore del gesto. Arrestato alle prime luci dell'alba da parte dei carabinieri della stazione di Cosenza Nord, un 40enne cosentino, pregiudicato e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, colto in fragranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. L'uomo aveva occultati in un magazzino adiacente alla casa, all'interno di un borsone, 60 grammi di coca e 3 panetti di hashish. Sequestrati anche bilancini di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento, nonché 900 euro in banconote di piccolo taglio. Scoperto dai carabinieri di San Marco Argentano un frantoio che smaltiva abusivamente i reflui della lavorazione delle olive. Una persona è stata denunciata per reati in materia ambientale, deturpamento, oggetto pericoloso e danneggiamento del fiume Follone. I militari hanno posto sotto sequestro l'intero opificio di circa 4.000 metri quadri. Oltre 5.000 prodotti potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalla polizia locale della Metina in un negozio gestito da un cittadino cinese a Santa Eufemia. Nel prossimo servizio invece ci occupiamo delle cosiddette vacche sacre, vediamo. Nella piana di Gioia Tauro torna d'attualità il tema dei bovini vaganti, questa volta per sollecitare interventi e prevenire nuovi incidenti con mezzi e autovetture. Si è tenuto infatti nella serata di ieri un incontro presso la città metropolitana di Reggio Calabria, a cui hanno preso parte i rappresentanti provinciali del circolo di Cittanova del Partito Democratico e i consiglieri delegati della città metropolitana, Chetti Belcastro, Fabio Scionti, Demetrio Marino, Riccardo Mauro e Salvatore Mafrici. La riunione è servita in particolare ad affrontare
affrontare il problema relativo al mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione posto sull'arteria stradale provinciale 1 Cittanova-Taurianova. In quel tratto di strada infatti si susseguono da molti anni decine di incidenti, molti dei quali gravi, provocati dalle cosiddette vacche sacre. In queste settimane la problematica era stata risollevata dai sindaci della Piana. Ad interessarsene anche la prefettura di Reggio Calabria, ma al momento non è arrivata nessuna soluzione definitiva. Il ripristino dell'illuminazione lungo la SP1 è solo un primo passo, ma non la soluzione del problema. Si acquista visibilità la notte, ma gli incidenti avvengono anche di giorno. Si tratta di un grave stato di cose che sta giustamente provocando crescente allarme e preoccupazione tra i cittadini, i quali si aspettano dagli organi preposti risposte tese a liberare il territorio da tali presenze. In particolare, a seguito di un sopralluogo effettuato da parte dei tecnici, è stata accertata la natura del guasto dell'impianto, per il ripristino del quale è richiesta una spesa dell'importo di pari 24.000 euro. Tali somme, è stato affermato, sono state già reperite e saranno tempestivamente impegnate al fine di procedere al ripristino dell'impianto di illuminazione. E adesso il calcio, in primo piano il derby fra Rende e Cosenza, c'è tensione da entrambe le parti. Sentiamo le voci degli allenatori che presentano questa sfida, almeno alcuni aspetti particolari, e naturalmente un occhio anche alle altre sfide, quelle di Catanzaro e Reggina. Di queste foto di 33 anni fa resta un ricordo sbiadito. I tifosi rossoblù assiepati sugli spalti del Lorenson seguivano attenti la sfida. Oggi come ieri il derby fra Rende e Cosenza è una gara molto sentita, non solo fra i supporters delle due squadre, ma anche fra gli atleti. I biancorossi viaggiano con il vento in poppa e i risultati fin qui conseguiti vanno ben oltre ogni rosea aspettativa. Trocini, a 24 ore dalla sfida, frena gli entusiasmi e parla del suo gruppo che vuole proseguire la striscia di risultati positivi. Io penso che i ragazzi stiano vivendo con grande gioia questa partita. Tutte queste attenzioni non possono che far piacere alla nostra squadra, per cui è più dovuto dal mio punto di vista ad avere tranquillità, ad avere attenzione su quello che facciamo. L'entusiasmo non può che far bene, per cui ai ragazzi ho detto di vivere questa settimana come le altre, con gioia, perché essere così al centro dell'attenzione a molti di loro non è mai successo, per cui ci vuole la giusta carica, né troppo né troppo poco, insomma troppo poco è difficile, ma sicuramente non troppo. Al di là del Campagnano, Braia ha lavorato tanto in settimana. I lupi dopo il pareggio interno con la Sicula Leonzio hanno voglia di invertire il trend e riscattare la sconfitta nel derby con il Catanzaro. In difesa il tecnico toscano non ha dubbi, pochi gli stravolgimenti, mentre a centrocampo che ci saranno maggiori incognite. Non saranno della sfida Caccavallo e Tutino, ancora fermi per infortuni. L'obiettivo è schiodarsi dai bassi fondi della classifica. Io sono pratico, se non vedo girare palla, se non vedo che facciamo due passaggi di seguito, se non giochiamo in una certa maniera, è chiaro che qualcosa dobbiamo fare. Anche a me piace vedere giocare le squadre in una certa maniera. Perciò qualcosa faremo, qualcosa sicuramente faremo e speriamo che sia la cosa giusta per questa squadra. E noi dobbiamo fare l'impossibile per portare a casa qualcosa, possibilmente vincere. Il Catanzaro dopo la vittoria nel recupero punta il fondi per chiudere questo tour de force nella maniera migliore prima dell'ultima gara del girone d'andata con la Paganese. Noi dobbiamo aggredire e correre anche domani, nella situazione in cui siamo, l'emergenza in cui siamo, non deve essere questo un motivo. È normale che è una partita difficilissima, da un quoziente di difficoltà enorme, specialmente perché veniamo da una serie di prestazioni buone e con un grosso dispendio di energie. Per me non sarà una bella partita, non sarà una bella partita da vedere, però dobbiamo abituarci anche a questo. Regina di scena a Siracusa contro l'Acragas, la squadra di Maurizi cerca il secondo successo esterno stagionale, ma non bisogna sottovalutare l'avversario, seppur ultimo in classifica. Adesso parliamo di vertigine alla ricerca dell'equilibrio perduto, tema di un incontro medico che si è svolto all'Hotel San Francesco di Rende.
Vertigini autoimmuni, l'approccio al paziente con vertigine e le terapie più innovative. Questi alcuni degli argomenti al centro di un incontro ospitato nell'Hotel San Francesco a Rende. La vertigine oggi, alla ricerca dell'equilibrio perduto, si avvale dell'apporto di diverse personalità del mondo scientifico. La vertigine interessa davvero molte persone. Dopo i 65 anni di età è la terza causa per cui ci si rivolge ad un medico. Sono tante le persone che hanno vertigini, magari spesso le confondono con altri sintomi come il disequilibrio posturale o la sensazione di venir meno, però il sintomo è molto frequente. Quello che è più importante sapere è che non sempre è di origine otologica, quindi che parte dall'orecchio interno, ma che sono diversi i sistemi che possono essere chiamati in causa, prevalentemente quello visivo, quello osteotendineo e naturalmente le patologie del sistema nervoso centrale. Quasi sempre viene chiamata in causa la famosa artrosi cervicale. Vorrei lanciare subito un messaggio: l'artrosi cervicale non dà mai vertigini. L'incontro cosentino, aperto a tutti, ha lo scopo di diffondere le giuste informazioni sulle patologie legate alle vertigini e servirà a creare una prima rete tra specialisti del Sud Italia. Buttare le basi per una forma di collaborazione che può riguardare tutto il Sud Italia, è presente anche il dottor Leonardo Manzari da Cassino, il dottor Aguso da Bari, anzi da Altamura, e di conseguenza cerchiamo di creare un gruppo di lavoro vicino, più pratico rispetto a quelli di tipo nazionale e portare avanti quindi delle iniziative a livello locale. Vibo, città pilota per le esercitazioni di primo soccorso nelle scuole. Vibo Valencia, quale provincia pilota del progetto nazionale previsto dalla legge cosiddetta della buona scuola, che intende promuovere la formazione degli studenti per la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. Il primo soccorso nella scuola italiana rappresenta una svolta importante del legislatore perché permette a 5 milioni di studenti all'anno di imparare a salvare la vita attraverso 4 competenze fondamentali: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo di emergenza delle emorragie immediatamente pericolose per la vita. Abbiamo portato in Parlamento 93.000 firme e con la legge sulla buona scuola, all'articolo 1,10 di questa legge, che è la 107 del 2015, il legislatore recepisce i contenuti di una proposta di legge che ha visto la Calabria svolgere un ruolo importante con 30.000 firme. Negli anni a venire pensiamo, in quanto 5 milioni di ragazzi verranno addestrati, pensiamo di abbattere di almeno un terzo nei prossimi 10 anni la mortalità da arresto cardiaco improvviso. Noi inizieremo su alcune scuole della provincia nel febbraio e marzo del 2018 e poi alla fine dell'esperimento faremo un report che consegneremo alle 2 ministre della salute e della istruzione, e da questo poi esiterà un progetto che nel 2019 verrà in tutta Italia applicato. Cosa può cambiare da questo momento? La formazione vuol dire cambiamento. Cambiamento vuol dire applicare alcune tecniche salvavita in alcune persone, e chi più degli studenti che sono il futuro sindaco, il futuro cittadino, il futuro ingegnere, il futuro medico, per portare avanti questo tipo di metodologia che poi è cultura delle emergenze. Giornata di studio sulla sicurezza stradale a Villa Piana Lido, ne abbiamo parlato con Antonio Belmonte, vediamo. Antonio Belmonte, presidente dell'associazione La Pira. Oggi una giornata importante, un appuntamento a Villa Piana sulla sicurezza stradale, la giornata conclusiva di un tour che avete fatto nelle scuole per educare alla prevenzione. Sì, è partito questo tour dal 18 di novembre, abbiamo iniziato dall'Istituto della Ragioneria di Castrovillari, poi è continuato su Lucrezia della Valle di Cosenza e altri istituti nella provincia di Cosenza. Io ho un ringraziamento al presidente dell'ACI di Cosenza, l'ingegnere Arena, che ci ha messo a disposizione i simulatori per le guide, per proprio dare un segno ai giovani che deve partire di lì, impegno sulla sicurezza stradale dei giovani nelle scuole, e quindi oggi si concluderà a Villa Piano Lido, dove ci sarà questo convegno, ci sarà il presidente dell'ACI nazionale, il dottore Schicchi Damiani, presidente nazionale ACI Italia, ci sarà Sua Eccellenza il prefetto di Cosenza, ci sarà l'assessore ai trasporti della regione Calabria, il presidente Oliverio. Insomma sarà un tavolo molto ricco di persone che diciamo sono impegnate in prima linea, come la polizia stradale, le forze dell'ordine in generale,
Naturalmente noi abbiamo qui in Calabria il presidente nazionale, l'avvocato Dario Giannicola, che è il presidente nazionale della SAPLI, che è l'associazione dove con la Pira abbiamo inteso organizzare questo tour. Maltempo anche in Calabria, allerta gialla anche per domani, vediamo le previsioni degli esperti meteo in Calabria. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Il bacino del Mediterraneo è interessato da una circolazione ciclonica che è stata alimentata dalla discesa di aria artica che si è verificata nei giorni scorsi. Ora tale afflusso è cessato ed il vortice è quasi completamente isolato e tenderà gradualmente a perdere forza, sebbene sulla nostra regione, nel corso di questo weekend, permarrà ancora un tempo instabile con deboli nevicate sui monti. Diamo quindi uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime ore. Nella notte a cavallo tra sabato e domenica e fino al primo mattino di domenica, cieli irregolarmente nuvolosi su versanti tirrenici del Cosentino, Lametino e Vibonese, con piogge sparse e nevicate su Sila, Monti dell'Orso Marse e Pollino, oltre i 1000-1100 metri. Qualche fiocco anche sulle serre vibonesi, sempre oltre le quote indicate. Altrove poco nuvoloso. Nel pomeriggio cieli poco nuvolosi, tranne su Alto Tirreno Cosentino e sul Pollino, dove saranno ancora possibili piogge residue e deboli nevicate oltre i 1000-1100 metri. Temperature in generale lieve calo. Analizziamo adesso lo stato di mare e venti. Domenica Mar Tirreno e Ionio Meridionale molto mossi. Lo Ionio Crotonese sarà mosso, mentre il Golfo di Corigliano poco mosso sotto costa. Per buona parte della giornata i venti spireranno da ovest-sud-ovest, moderati ovunque. Come di consueto, per ulteriori approfondimenti sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, la puntata odierna termina qui, io auguro a tutti voi un felice weekend. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito e arrivederci, buona serata.